Parliamo di questa iniziativa portata avanti dall'Associazione Italia Sedesta e con un'associazione nuova che si propone ad Agrigento. Con quali obiettivi? Dunque, l'obiettivo è intanto quello di affrontare la tematica grave del femminicidio che, ahimè, nonostante tutte le premesse a prevenzione, purtroppo continuano ad accadere. Inspiegabilmente si è diffusa questa moda, tra virgolette, di aggressività nei confronti del mondo della donna, che pareva un po' essere migliorato, ma se consideriamo che solo in Italia stiamo assistendo già alla quota di 114 donne nell'arco solo di quest'anno, per poi non pensare a quello che accade un po' in tutto il mondo, dall'America del Sud tristemente all'episodio legato all'Iran, queste donne che lottano per dei diritti che per noi oggi sono superati, cioè non dovrebbero neanche più esistere, purtroppo continuano ad esserci e a mietere vittime in modo, tra virgolette, anche gratuito, perché ci sono motivazioni che ormai non sono più accettabili. La serata di oggi vuole essere propositiva anche e quindi cercare di avere un confronto tra noi donne, nelle varie specificità confrontarci, partire dalla base, dal momento storico fino ai giorni nostri, cercare di capire cos'è che si è innescato, qual è ancora l'errore che dobbiamo superare, cosa c'è da fare. Cosa è a migliorare? Sicuramente siamo tutti d'accordo che lo spirito della cultura è l'unica arma efficace per travolgere questi tabù che purtroppo ancora oggi persistono e che si devono affiancare alla forma di educazione del nuovo essere che va a prospettarsi nel futuro. Quindi innanzitutto appunto il rispetto di madre natura. La madre natura nasce tutto, quindi non possiamo noi più concepire l'idea che venga contro la propria mamma, no? Andare proprio contro la propria mamma. E per cui cerchiamo tutti insieme, appunto discutendo dell'aspetto legale, psicologico, sociopolitico, storico, andando a ritroso nel tempo, di cercare una soluzione. E speriamo in questa serata si possa poi giungere anche ad un momento di prospettiva, volendo anche più avanti stilare un documento unitario che appunto metta in luce l'unità al di là delle appartenenze politiche, culturali, questa unità di noi donne di volere superare questo scoglio che ancora persiste. Ilaria Bordenga, psicologa, partecipa a questo interessante convegno, ecco, con quali obiettivi? Allora, intanto abbiamo letto Lettera ad un bambino mai nato di Oriana Fallaci ed è proprio di questo che ci occuperemo, cioè delle donne, ma nello specifico io parlerò dei bambini e delle bambine, nell'educazione appunto che si affronta a scuola facendo un lavoro proprio di educazione continua attraverso dei laboratori di esperienza che generalmente avviene quello che è la trasmissione dei contenuti. Ne parliamo sempre quando la donna subisce un danno, ma sarebbe il caso non andare solo nella punta dell'iceberg, ma andare sotto, andare alla base. E quindi diciamo che io nello specifico mi occuperò proprio di questo, di parlare dell'educazione nei bambini all'interno dell'istituzione scolastica, proprio nella base. Roberta, parliamo di questa iniziativa e la tua esperienza, la tua testimonianza. Sì, diciamo che gli incontri sono sempre momenti di confronto importanti. Nel tempo ho pensato che per un determinato tipo di violenza che subiscono le donne, che è quella silenziosa e quella economica, oggi, malgrado siano stati fatti dei passi avanti sotto il profilo della procedura penale con l'inserimento del codice rosso, serva introdurre anche nuove normative che tutelano la donna dopo il percorso nelle case protette per l'inserimento lavorativo, perché alla fine l'indipendenza economica è il riscatto per la donna della violenza subita. Quindi da questo punto di vista mi auspico che il Parlamento legiferi meno e personalmente intraprenderò un'iniziativa
un'iniziativa in tal senso. Il suo contributo a questa iniziativa, a questo dibattito portato avanti dall'Associazione Italia Sedesta? Noi praticamente siamo, diciamo, la parte vicina, no? Alle donne maltrattate, ahimè, che sono tante, le appoggiamo anche a livello proprio sia economico, con la spesa, anche un supporto, con, diciamo, trovando loro una casa, un alloggio, e ci occupiamo di loro e dei loro bambini. Anche perché purtroppo, non avendo strutture a noi vicine, dobbiamo comunque, diciamo, sopperire a chi di dovere, ecco. Chi si deve occupare di loro non lo fa, e allora subentriamo noi come volontari, ovviamente.